La realtà di oggi parte da un passato. Il passato è il nonno Sante della Grana che si è messo a selezionare grano da seme e portandolo nel Veneto. Il papà è arrivato nell'azienda trasferendola insieme col nonno all'Onigo. Nel 1960 ha costruito un mangimificio, si è messo a fare mangimi per tutti gli animali da reddito e quindi polli, conigli e via dicendo. Nell'87 sono entrato in azienda io con la mia sorellina e l'abbiamo specializzata nei cavalli. Dall'87 fino quasi il 99-2000 ci siamo specializzati nei cavalli da corsa e facevamo dei buoni prodotti, ovviamente. Nel 2001-2002 ebbi l'intuizione di coltivare le piante officinali per darle ai cavalli da corsa, evitando i prodotti chimici che venivano utilizzati, dopanti, per aiutarli negli antidolorifici con l'Arpagophyton procumbens, che è l'artiglio del diavolo, la calendula cicatrizzante, la camomilla per lo stomaco, e abbiamo iniziato a produrre questi integratori utilizzando le piante che coltivavo. Il PSR Veneto, io devo dire solo grazie. Grazie perché prima nel settore industria, dove era mio padre, dal 1987 che io sono entrato in azienda al 2007, io non ho mai ricevuto un centesimo. Ho sempre pagato una valanga di tasse con milioni e miliardi di problemi dell'industria. Quando a 40 anni è morto quel mondo che appartenevo prima al mondo dell'industria degli alimenti per cavalli e siamo diventati azienda agricola officinalis, è stata una grande scoperta. Ringrazio il PSR perché con i suoi uomini hanno aiutato in questo progetto nuovo, che è quello dell'Italy Pet Chef e quello della cosmetica, utilizzando queste nuove tecnologie, aiutandoci, dandoci il 40% a fondo perduto, che perdonatemi per un industriale è difficile. Questo ci ha permesso nel 2017 di investire come volevo io, come era il mio sogno, e lo dimostrano i dati di bilancio, perché nel 2018, gennaio, abbiamo fatto più 100% di fatturato, febbraio 101% di fatturato, febbraio abbiamo fatto più 48% e marzo stiamo lavorando per adesso su un parziale di un 35% in più. Questo non è frutto di invenzioni strane, è frutto di macchine che producono, che hanno realizzato un progetto, quello di fare un ristorante per cani e gatti. Il mio cane ama gli spaghetti alle vongole, lì è l'idea. Voglio portare l'emozione di un piatto veneziano in tutto il mondo. Mi piace tanto una signora che ci ha scritto da un paese della Cina, dice: mi sono emozionata a vedere in un negozio gli spaghetti alle vongole e mi ricordavo quando li ho mangiati a Venezia. Per me lì è bingo. Il cane mangia bene, genera un'emozione che è il nostro territorio. Questo secondo me è il grande legame.